Siamo a dicembre e si comincia a pensare alle feste, però fermi prima di pensare alle vacanze, perché nel calcio dilettanti si sta chiudendo l'andata, è partito il mercato e quindi i giocatori cambiano casacca e naturalmente possono cambiare gli equilibri. Poi cambiano anche gli allenatori, soprattutto questo è l'ultimo mese in cui ci si può spostare di panchina. Ci siamo ritrovati nelle ultime settimane a trovare un mister da una parte e poi subito dall'altra. Insomma, si cambia in fretta. Sono questi alcuni degli argomenti, anche le squalifiche lunghe nel calcio dilettanti nell'ultimo anno abbiamo sommato numeri clamorosi che affronteremo questa sera a terzo tempo, quindi state lì, non cambiate canale. Sigla. Eh sì, è una cena tra allenatori, perché di allenatori parleremo stasera. Ieri il ritrovo di tutti i tecnici delle province con l'AIA regionale e allora abbiamo approfittato per sviluppare questo tema. Parleremo di allenatori, questa sera parleremo di mercato, parleremo di squalifiche, lo faremo con i nostri opinionisti. Nicola Paolini, ciao Nicola, ciao Massimo, ben ritrovato. Abbiamo bisogno stasera, visto gli argomenti, di un avvocato. Ovviamente abbiamo Simone Fornasiere. Buonasera, ciao. Che non è avvocato. No, pubblico ministero. Esatto. E poi ultima puntata da opinionista stasera, doppio ruolo, da un paio di settimane direttore operativo, per me tecnico, ma comunque direttore, Enrico Cocceani, ma stasera anche ultima puntata da opinionista di terzo tempo. Sì, no? Buonasera. Quindi ti impegnerai a fare l'opinionista, certo, in vista del derby Pro Gorizia, Juventina Pro Gorizia, in studio Daniele Visintin. Ciao Massimo. Buonasera, quindi cominciamo a giocare il derby a distanza, parleremo anche di questo. Daniele Catunar, presidente dell'Unione Martignacco, ciao presidente, perché tema squalifiche ha sicuramente una testimonianza da condividere con noi. Allora, domandone, allenatori, ma c'è stato un cambio in questi anni che vi ha sorpreso in qualche modo? Se sì, quale? Nicola Paolini. Ma allora, mi ha sorpreso, negli anni parecchi mi hanno sorpreso, però quello che mi ha sorpreso di più non è nei dilettanti, ma nei professionisti del nostro territorio, è Tesser nella Triestina. E allora bravo, perché l'esono più incredibile che io abbia mai visto. Ci sta, e stasera, a proposito degli allenatori, chiuderemo con un'intervista a Tesser. Che poi è adesso rientrato. Che adesso è rientrato, parla anche di questo rientro, che sarà l'intervista finale di stasera. Simone Fornasiere. No, io resto nei dilettanti, invece ce ne sono stati diversi. No, ma dovete restare nei dilettanti, lui poteva perché ha fatto l'ottimo il professionista. Recentissimo ti direi quello di Campo, ha vinto ed è stato esonerato, però quello che più a me ha sorpreso e che ho trovato assurdo è stato quello qualche anno fa a Lumignacco di Pino Cortiula, primo in classifica a Lumignacco, viene esonerato, vince poi il Cordenons quel campionato e Lumignacco arriva addirittura terzo e esce dai playoff. Enrico Cocceani. Massimo, io non entro nelle beghe degli altri, ti racconto cosa mi è capitato nella mia vita, una cosa clamorosa, guarda. Tra le tante. Ma sì, anno 96, io giocavo ancora, avevo anche i capelli. Ok. Prima categoria, eravamo appena promossi con il mio Mossa. A dicembre avevamo 9 punti. Si giocava a 2,5 quindi. Sempre 2,5, sempre 2,5. 14,30, regola dei 2 punti, old school, ok? 9 punti dalla terzultima, eravamo una banda di assatanati, c'era Lambada Grigolon, tutta una banda di grado, proprio una cosa clamorosa, un gran gruppo, facevamo feste incredibili con l'allenatore.
mandano via l'allenatore, ci salviamo 3 domeniche prima. Cioè, giusto per dirti, chi era l'allenatore? è arrivato il mio allenatore del settore giovanile, un preparatore atletico, finite le feste, ci ha fatto pedalare, ma è stato qualcosa di clamoroso, perché se tu pensi coi 2 punti, 9 punti di svantaggio, la società ha visto giusto. Va bene. Visi? Tra tante esperienze che hai avuto? Ma sì, guarda, ho avuto la fortuna quando giocavo, perché tanto sono in una posizione un po' scomoda per dire questo, perché sono allenatore, perciò insomma non voglio fare torto a nessuno. Io ho avuto la fortuna che quando giocavo non è mai successo cose eclatanti personalmente, sì. Insomma ho sempre iniziato con un allenatore, poi si cambiava a fine anno. No, una piccola riflessione che faccio è, forse, e vado un po' a parare in una società vicino di noi come Carlino, come è lì che forse mi sorprende che non riesco a trovare continuità in quel senso lì sulla guida tecnica, no? Tanti anni che addirittura uno come ha parlato, che è subentrato, sembrava che, e poi non è andato bene anche lui. Cioè, una cosa che mi sorprende è che comunque quella società, quell'ambiente non riesce a trovare continuità in un allenatore che dia un progetto un po'... Il mister del progetto, insomma. Esatto. Presidente Cattura. Quello che mi è rimasto, che mi ha stupito molto, è stato l'esonero di Chiarandini l'anno successivo, in cui ha fatto benissimo e addirittura aveva preso il premio come miglior allenatore dall'AIA. A 13°. No? A 13°. E lì era subentrato poi il buon Lizzi, Mauro Lizzi, che aveva comunque salvato la squadra. Quindi un esonero per me abbastanza comunque clamoroso, anche se effettivamente quell'anno il 13° non stava andando bene. Così come altrettanto è stato bella la salvezza di Lizzi. Ok, parleremo di allenatori, scriveteci sulla vostra opinione, affronteremo l'argomento di questi cambi di adesso, insomma se avete anche voi qualche cambio che vi ha sorpreso, che volete ricordare, ma in generale potete scriverci, perché noi leggeremo i vostri messaggi alla fine. Cambiamo argomento, parliamo di chi cambia casacca, parliamo di mercato, perché è partito il mercato, quindi anche nei dilettanti bisogna capire cosa succede, un po' di immagini. Bertoni, Brian Lignano, per motivi di lavoro probabilmente va all'UFM, Boniglia da capire, dobbiamo chiedere anche a Visintin, quindi Bertoni e Boniglia in uscita da Brian Lignano. Punta su Lukanovic, il Kras in attacco, quindi va a prendere un attaccante, il Kras, per questo campionato, e Zolia torna al Sistina Sesia, lo avevamo annunciato già domenica, ma non sono gli unici, sono anche altri movimenti. Corno ha preso un difensore della Gemonese, però Fornasiere, c'è anche Carniello che va via da Tamai in uscita, non si sa dove si accaserà. A me è la cosa che ha sorpreso di più. Vuol dire che qualcosa non gli andava più nell'ambiente, perché insomma era ritornato un paio d'anni fa, no? A Tamai, aveva fatto benissimo credo gli ultimi 2 anni, e così dal nulla uno dice piuttosto che giocare lì sto fermo. Incredibile, non è un bel segnale, No, per forza no. Come lo vedete questa notizia di mercato? Per un talento così, a parte che bisogna vedere se rendeva o meno, no? Però poi sembra anche strano che sia a Tamai. Io poi ho giocato 6 anni a Tamai e conosco molto bene l'ambiente, ed è difficile che uno se ne vada per dire piuttosto non gioco e abbandono. Quindi non so, mi permette di dire se proprio sia un problema di ambiente, forse poi un problema tecnico, magari con l'allenatore, perché avere dei problemi nell'ambiente di Tamai direi praticamente impossibile. E mi ha sorpreso anche a me, probabilmente adesso la società dovrà cercare di sostituirlo. Però scusa Nick, sì, quanti giocatori, magari anche tu nella tua lunghissima carriera hai avuto annate dove non sopportavi l'allenatore, ma non è che di punto in bianco hai detto io me ne sto a casa. Vuol dire che se tu, non so se è questo il caso, ma se tu non sopporti l'allenatore e ti accorgi che la società comunque tiene un allenatore che nessuno vuole, fai tu un passo indietro, quindi c'è qualcosa oltre al fatto di non sopportare l'allenatore o no? Ma comunque di base da là però allora, Sì, no, non so se è il caso di Carniello, però sì. Un caso è che il Tamai, che sta deludendo, che ha solo 16 punti, perde un giocatore tra i più interessanti che abbiamo in una categoria dove abbiamo bisogno di nomi e di qualità. Coce, è sicuramente strano. Ma sicuramente c'è qualcosa che non quadra.
Però io penso che Nicola l'ha detta forse nella maniera giusta, no? Carniello, capitano, anni lì, cioè uno nell'ambiente ovattato di Tamai, prima di fare una scelta di un certo tipo, penso che ci ha pensato, però io penso che la società qui abbia mandato un messaggio chiaro. No, De Agostini, se ci sono dei problemi interni, che potrebbero esserci a questo punto, perché lui decide di andare via e non lui penso decide, che sia... non... Sì, ma diciamo molte volte cosa possono succedere nelle società? Mi va via un pezzo così, vediamo, no? Hai capito? Invece penso che si va in un'altra direzione, anche perché Stefano in questo momento qua sì, non sta facendo bene in campionato, ma in finale di Coppa. E in finale di Coppa Italia, proprio per questo insomma fa specie anche questa decisione, perché un titolo da vincere c'era. Visi, da giocatore. Un mix, dai, fammi la lettura. No, tra l'altro noi abbiamo giocato domenica a Tamai e io con Carniello, un ragazzo che apprezzo e stimo, ho giocato insieme con lui a Chios dopo aver vinto un campionato, ragazzo serissimo, giocatore molto bravo, cioè è difficile giudicare per me, ci abbiamo, ripeto, giocato domenica e ovviamente io l'ho salutato prima della partita, si vedeva che secondo me un pelo si è rotto qualcosa. Aveva un umore che non era l'umore che l'ho visto negli anni passati quando ci giocavo contro. Difficile giudicare, Tamai è una società attrezzata, seria, se sono arrivate a questa decisione qua vuol dire che in lui il ragazzo si era spento qualcosa. Che ci può stare. Può stare, gli amori finiscono anche. Sì, ma poi fa un passo indietro, un giocatore lo può fare, non mi trovo più, preferisco uscire, cambio destinazione. Ma io faccio una lettura ulteriore. Ditemi se non siete d'accordo. Per me comunque in una stagione dove stai andando male e solo la Coppa ti può salvare, se perde con un elemento di qualità, occhio che non sia una stagione in cui stai perdendo delle certezze. Io vedo in questo momento Tamai una realtà in difficoltà. Guarda, anche se si chiama Tamai. Se posso permettermi, ci ho giocato domenica. È ovvio che sono in difficoltà, sì, hanno raggiunto comunque la finale di Coppa, che come diceva il coach è un risultato molto importante perché comunque è lì, però insomma è una squadra attrezzata, una società serissima, cioè io li ho visti poi post partita, sono dentro la cosa, i momenti comunque difficili capitano e secondo me troveranno la soluzione per superarli perché comunque è una squadra di valore, cioè non è che... Sì. No. Ti vedo lì. Ascolto con piacere, insomma lui li ha visti domenica. Sì, però sei qua per dare opinione. L'ho dato al primo di tutti. E quindi... No, comunque la finestra di mercato secondo me destabilizza le società, è il periodo peggiore perché ci sono delle aspettative da parte dei giocatori, quindi si comincia a perdere un po' la pazienza, ci si guarda attorno, magari c'è qualche offerta, e quindi si va a parlare in società. Quindi sono dinamiche che purtroppo incidono poi sulla stagione. Però presto, basta restare società sovrana, chiamare in sede il giocatore e dire caro mio, è firmato fino al 30 giugno, ti può cercare chi vuole, tu fino al 30 giugno resti qua. Non ti va bene, guarda Martignacco che bella tribuna grande che abbiamo, c'è posto anche per te. Però le società questo non lo fanno. Sì, sono d'accordo con te. È difficile da fare. Però la società è sovrana, non solo quella calcistica, anche quella quotidiana. Poi questo non è il caso. No, parlavo in generale. No, hai ragione. Però non è sempre così semplice. Così scontato e attuabile. Magari fosse così. Altrimenti i direttori sportivi non servirebbero. Servirebbero per costruire la squadra. Sì, ma servono anche per altri. I dilettanti è un discorso che più si sposa meglio nei professionisti, che uno ha contratto e dice però nei dilettanti effettivamente anche il rapporto che si hanno con le persone, indipendentemente, non può dire lì quella... Però che in eccellenza però... C'è un campionato dilettantistico. Però Nick, tu che sei uno di 30 anni, 25 e il 1° luglio firmi un contratto con una società, il 1° luglio sai che lo firmi fino al 30 giugno, perché poi il 1° dicembre devi mettere pressione o devi mettere in difficoltà la società. Ma poi bisogna vedere in quali casi capitano. Esatto. In questi casi tutti vedo non siamo dentro in questo caso qua, e invece però il mercato può migliorare qualche squadra. Ad esempio se l'UFM ufficializza Bertoni. Sì, però io ho visto migliora forte sulla tua pagina Facebook l'acquisto del Crasso, visto che ha un palmarès
Classe 98, visto che ha fatto già Serie D, viene dall'Eccellenza Veneta, che comunque adesso non so quella squadra da dove arriva, come Mozzecane, credo Sì, si pronunci Mozzecane, così, esatto. come è messa in classifica, però è attaccante, e, insomma, credo che il Cras abbia dato un bel segnale, nonostante davanti Veliconia, Solaia... È vero. E Bonilla? Mi interessa? No, dimmelo, dai. Se domani si presenta in allenamento, lo alleno volentieri. Bonilla, giocatore interessante in uscita, azzurra anche su di lui, oltre che Juventina, anche Gorizia. La Variana. Varian anche, sì. Boh, magari ragiona per l'eccellenza, non che ne abbia bisogno adesso, no? La Varian, però insomma ci sta. Anche il difensore che ha preso il corno mi dicono che è bravo, quello della Gemonese. Ne arriva la Gemonese, sloveno centrale. Ok, il mercato è iniziato. A proposito, Brian Lignano per dei pezzi che stavo utilizzando poco. Brian Lignano Chions, domenica, entriamo nel capitolo Serie D velocemente. Cosa cambia da questa estate, da queste immagini? Cambia che innanzitutto Bogan è dall'altra parte, un po' di giocatori il Chions sta cambiando perché ha dovuto cambiare un po' di cose. E anche il Brian Lignano ha perso certezze, quindi Brian Lignano Chions, rapidamente, che partita è? Cambia anche la temperatura, sì. È una partita che dice che il Brian Lignano è quasi spalle al muro, costretto a vincerla perché arriva da 4 sconfitte e poi sa, perché tutti lo sanno, che vai a Treviso e Dolomiti Belluno le ultime 2, quindi pensi... È un bivio? È un bivio per il Brian Lignano? Un bivio no, però è un passo importante per chiudere bene, perché andrebbe a 22 punti, poi gli auguriamo di chiudere a 28, ma comunque mal che vada a 22 punti, e soprattutto è uno scontro diretto, lasci dietro una diretta concorrente. Adesso lasciamo stare che tutti vorremmo che si salvassero tutte e 3, ma... Brian Lignano secondo me deve prendersi anche un punto, in queste 4 partite doveva prendersi almeno un punto. Sono completamente d'accordo, infatti secondo me allora non è un bivio, perché le partite poi hanno un girone a 20 squadre, sono 38 partite, quindi ne hanno tantissime. Non è un bivio, però quando arrivi da un periodo così negativo, sicuramente per Lignano è importante in questo momento non perdere, cioè, chiaro, si gioca per vincere, però è forse più importante in questo momento muovere la classifica, staccarsi da questo periodo negativo delle sconfitte e ricominciare a muovere la classifica. Però lo stesso discorso vale per Chions, che invece no, l'importante è vincere. Però non arriva, forse arriva in scia migliore il Chions in questo momento, però delle 4 sconfitte consecutive. Sì, però anche Chions con le 2 grandi ha fatto bene ma non ha fatto punti. Secondo me si trovano in un momento dove è scontro è chiaro fondamentale. Che per chi è dietro in classifica è fondamentale. Poi il Brian arriva anche da 2 sconfitte in rimonta, vinceva 2 volte, poi sia col Montecchio che col Caravaggio era in vantaggio e poi ha perso, no? Sì, ma Visi cosa dici? No, è una partita importante, insomma, concordo con Nick, non è decisiva, però io credo che... Però mentalmente devi muovere qualcosa, perché il Brian Lignano comunque, se è una neopromossa, io non è che voglio dare più pressione al Brian Lignano rispetto che al Chions che è dietro, però è una neopromossa che ha maturato delle certezze con il suo gioco, però occhio che anche in questa categoria le puoi perdere, no? Mentalmente. La categoria della Serie D è una categoria difficile, non è, la mia opinione è che comunque le certezze le devi avere, tecniche, di squadra, di gioco, di tutto quello che è, però poi è una categoria che ti logora mentalmente. Per questo serve il punto. E devi starci dentro con la testa, con le fatiche mentali di andare in trasferta, di giocare contro giocatori di una certa qualità, di una certa fisicità, devi essere preparato, è lunga. Poi all'interno di un campionato lungo così ci sta la flessione, no? Ci sono anche piccoli campionati all'interno di un campionato, quindi era impensabile che non avesse un calo. Chiaro che devi spezzarlo il prima possibile, assolutamente. Anche il Chions ha avuto l'altro anno un periodo così, poi è preso. È vero. Stasera era ospite Denis Fiorin, a tutto campo Serie D del martedì, che adesso sentiremo, però occhio, che di una cosa abbiamo parlato con lui, anche il Cernez Muzzane, Zironelli ha dovuto cambiare per fare punti quando ne aveva bisogno. Adesso, premessa, mi devo spiegare questo atteggiamento, perché per me è facile, mi metto qua e dico Moras
con il gioco si è conquistato il Brian Lignano un mese fa, complimenti. Un mese dopo mi metto e dico Moras adesso deve fare punti non giocando perché bisogna cambiare. Facile, no? Sono qua, posso dire quello che voglio, però è chiaro che io devo parlare dell'attualità. Quindi può essere un tema che in un certo momento anche l'allenatore deve mollare qualcosa come ha fatto Zironelli in certi momenti? Ma sì, può essere, però Massimo, secondo me, io per amor di Dio, è giusto che secondo me un allenatore vive i ragazzi, vive il suo credo e porti avanti quello che sono i suoi principi, perché... Quindi non è che nei mini campionati ci sono dei mini cambi per portare a casa... La posizione anche di classifica del Lignano non è che ti costringe a dover fare quelle mosse che dici. Questo ragionamento. Non è detto, ma se tu cambi una cosa vai a ottenere il risultato... Secondo me deve continuare con la sua identità, esatto, che ne ha, e deve uscire da questo. E non preoccuparsi, insomma. Coach non è d'accordo. No, dico semplicemente che il Brian viene da 4 sconfitte. Domenica è una partita che secondo me è un bivio. È un bivio, perché io da mister questa partita dico porto a casa un punto, spezzo la fase negativa o le 2 capoliste, la prima e la seconda. Quel punto lì tutto quello che arriva è guadagnato, però qualcosa devo portare a casa domenica, perché il Chions se mi vince vado alla 5ª sconfitta e ho le altre 2. In uno scontro salvezza. Beh, noi abbiamo messo come soggetto il Brian Lignano, ma ricordiamoci che c'è il soggetto anche Chions, che però in questo momento si è spostata un po' l'attenzione sul Brian Lignano perché arriva a queste 4 sconfitte, no? Sì, però il Chions viene da sconfitte con le prime in classifica di misura e quindi dice sai, se batto il Brian anche il mio campionato può cambiare. Certo. Attenzione. Il Charles Muzzana invece domani ancora Coppa, ottavi di finale con le Dolomiti Bellunesi che hanno battuto proprio il Chions. Sentiamo Fiorin tra Coppa e purtroppo quei 20 minuti da recuperare con l'Adriese per i fatti che conosciamo. Ritrovarsi di fronte per 20 minuti immagino che anche mentalmente non sia facile. No, soprattutto dopo neanche 10 giorni, perché se parlano che può essere l'11 si parla, in un momento ancora abbastanza fresco di questo pensiero delle 2 squadre. Immagino l'Adriese che deve tornare al Della Rica. Sarà dura, l'istinto no? mi dice che non sarebbe neanche da giocarla visto che era 0-0, però ti dico ci sono delle regole all'interno, dobbiamo rispettarle e quello sarà fatto, ecco. Certo. L'istinto ti dice che davanti a queste cose magari non è una sospensione per nebbia, intesa la partita, è una situazione così vicina che ti torna in memoria subito in quel giorno lì per 20 minuti. Sì. Senti, voi in campo ci tornate subito domani, ci sono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Intanto è una competizione di prestigio, in quanto di Coppa Italia ce ne sono 4, tanto per essere chiari. Poi ha un certo fascino perché comunque dà sicuramente prestigio e visibilità alle società che arrivano fino in fondo, è ovvio. Poi andiamo avanti sicuramente con l'idea avuta fino adesso, anche quella di 2 mercoledì fa col Pro Palazzolo, che siamo andati in campo comunque con qualcuno che gioca di meno, con qualche giovane che in Coppa Italia sta maturando, sta facendo bene, e quindi penso che continuiamo su quella strada assolutamente. Charles Muzzana verso la Coppa. Simone Fornasiere, volevo approfittare con te per far vedere un'immagine del calcio giovanile del Charles Muzzane che ha praticamente sfidato il Donatello, ne abbiamo parlato stasera con il direttore Fiorin. È arrivata la prima sconfitta degli Under 15, ti ringrazio perché ci hai fornito anche queste immagini, ogni tanto è bello vedere calcio giovanile. Vuoi dire 2 parole visto che c'eri? Sì, era sicuramente la sfida d'élite in tutti i sensi del calcio giovanile, ma sono 2 società che insomma non hanno bisogno di presentazione. Donatello squadra più fisica, forse il Charles Muzzana un po' più tecnica, e insomma è stata una partita abbastanza equilibrata. Se avesse vinto il Charlin sarebbe andato più 5, forse metteva un'ipoteca, invece è andato davanti il Donatello, ora più 1, quindi tengono vivo il campionato, ma direi che insomma qui è davvero la crema di questo girone, queste 2 squadre che da anni ormai lavorano bene. C'era tanta gente, alla fine ha deciso questo gol di Forte.
Allora, l'ho sentito anch'io stasera quando ho visto la puntata che hai fatto con Fiorin, non lo so se si chiama Forte il numero 7 perché non fanno le liste nelle giovanili. Ok, mi fido delle informazioni che ho avuto, comunque complimenti anche a Donatello, ma complimenti a Gianni Smuzzano, ne parlavamo stasera che nel settore giovanile sta andando benissimo con tutte le categorie. Nel settore giovanile sta succedendo una cosa, e adesso entriamo in uno dei argomenti che abbiamo stasera in scaletta. Abbiamo parlato del mercato, abbiamo parlato di allenatori, ma devo parlare stasera delle squalifiche che arrivano. Pensate quante squalifiche arrivano nel mondo giovanile. Anche la scorsa settimana, fatto di cronaca, 11 giornate a un ragazzo. Facciamo un piccolo riepilogo su questo tema. Dall'aggressione all'arbitro, agli insulti razzisti, si sommano le squalifiche nell'ultimo anno e la giustizia sportiva usa la linea dura. Nel dicembre 2023 arriva la squalifica per un giocatore del Donatello in seconda categoria di 6 mesi. Nel marzo 2023 già il caso Osa Dolor del Pagnacco per un'aggressione all'arbitro, fermato per 3 anni. In questa stagione, nell'ottobre 2024, abbiamo la squalifica per 32 mesi di un dirigente del Sant'Andrea con 2 punti di penalizzazione e poi 10 turni ad un giocatore del Pieris per gesti razzisti verso un giocatore avversario. Ci sono poi le squalifiche nel calcio giovanile. Un allenatore del Deportivo Under 17 nel dicembre 2023 viene fermato per 5 anni. La scorsa stagione il caso Martignacco con il balletto ritenuto razzista di un giocatore, poi con uno stop di 10 giornate. Dall'aprile di quest'anno si contano 18 mesi per un Under 16 dell'Udine United, 13 giornate per un Under 15 del Bannia e per un Under 19 dell'Aviano, fino all'ultimo caso del Vivai Gravis, Under 16, 11 giornate. I casi sono tanti e in alcune situazioni ci si chiede se la pena può diventare esagerata. Bisogna cercare di essere sicuramente molto attenti che queste situazioni non vengano strumentalizzate, perché potete capire che un ragazzo che sta fermo 11 settimane non è una cosa bella, quindi sicuramente dovremmo avere delle pene importanti, però andando ad applicare anche quella che è la giustizia cosiddetta riparativa, quindi facendo fare a questi ragazzi dei percorsi di sensibilizzazione affinché capiscano che quello che hanno fatto non lo devono rifare più. Io vorrei capire il vostro pensiero, perché uno che non segue il mondo dei dilettanti si sveglia la mattina, va a bere il caffè, legge il giornale e vede 1 anno, 3 anni, 11 giornate. Rimettiamo quella grafica, cioè in 1 anno, non mi direte c'è sempre stato, perché io sì ricordo le squalifiche lunghe, ma con questa frequenza qua, e non so se ho preso tutti i casi, quindi vi chiedo scusa se non siamo precisi, sono tante giornate, sono tante squalifiche, sono tanti episodi. Allora, ci sono tanti errori evidenti da parte degli interpreti, perché alcuni li conosciamo e sappiamo cosa hanno fatto, poi c'è una linea chiara sulle squalifiche lunghe. Ditemi intanto che effetto vi fa guardare questa grafica e qual è il primo pensiero che vi viene in mente. Allora, il primo pensiero che mi viene è che certi comportamenti, onestamente, indipendentemente dalle squalifiche, non sono assolutamente concessi ed è giusto punirli, ed è incredibile che anche tanti adulti poi cadano in questi errori, e quindi io non mi soffermerei, adesso ci soffermiamo anche sulla questione delle squalifiche, però oggettivamente comportamenti di questo tipo sono assolutamente da condannare e mi stupisco che ce ne siano. E ci sono. Per quanto riguarda invece le squalifiche, il grosso errore è pensare che il giudice sportivo friulano sia così cattivo da dare queste squalifiche. Il giudice sportivo, quello friulano, come qualsiasi giudice sportivo del territorio nazionale, per i professionisti e per i dilettanti, applicano il codice di giustizia sportiva, dove ad esempio l'articolo 28 prevede che almeno 10 gare vengano date per una frase discriminatoria in genere. Quindi il povero giudice sportivo deve applicare la norma, perché non può decidere, non è più arbitraria. Anche il giudice sportivo ha una strada da seguire con una corsia che non è molto ampia, e lì deve
deve andare, poi può essere che sia il capitano, quindi gli danno l'11ª, eccetera, se c'è l'aggressione allora subentrano altre variabili di altre violazioni di altre sempre norme del codice in cui c'è stato anche un gesto violento, oppure mi viene in mente, non so, l'articolo 39, comportamento antisportivo di uno che comincia a tirare le scarpe, parastinchi, allora cominciano a dire no, devo tener conto anche di questa condotta e quindi la sommo magari alla condotta antisportiva o discriminatoria. Quindi purtroppo c'è un codice e deve essere seguito, le pene sono indicate lì. Cioè, non è che il giudice sportivo dice beh è un ragazzino, non posso cioè, il problema è accertare che effettivamente quella frase sia discriminatoria, forse quello è già un passaggio un po' più complicato. Secondo, mi piace anche l'idea del presidente Canciani che dice dovrebbe essere più che un percorso, no? Fare un percorso riparatorio. Quello sicuramente sì, però purtroppo le norme ci sono. Arriviamo a un certo punto che se il calcio deve diventare un percorso comunque formativo a quel livello lì, cioè allora, non dobbiamo dare al calcio ci sono già alcune norme, cito due casi internazionali che sono Fagioli e Tonali, in cui loro poi hanno fatto con la procura quel percorso per avere il 128. Ma lì vengono presi anche come esempio, no? per un però lì hanno applicato delle... Allora, ritorniamo al primo pensiero perché poi voglio sentire Catonar che ha avuto un caso in casa. Primo pensiero, via. Il primo pensiero guardando la tabella è che intanto ci sono più giovanili che grandi e per me è figlio della società che viviamo oggi. Cioè perché ormai non si... Cioè, ormai i giovani hanno rispetto, tanti sì, ma c'è più lassismo. Io credo che ci sia anche una netta attenzione superiore, perché io non posso pensare che quando giocava Nick e Visi non esistesse proprio nessun caso, esisteva. Forse ci faceva più finta. Secondo me forse non si è ascoltato. Sono d'accordo su questo. Sei d'accordo con me? Assolutamente sì. Secondo me non si voltano più dall'altra parte. Si è deciso, no, poi, cioè, ed è questa è una lettura, poi. Io mi ricordo la mia un po' esperienza personale, parlo di calcio, ma il calcio a livello anche educazione che stavo dentro, io mi ricordo il buon Giuliano Zorati, i primi anni che lì, e lui era sia allenatore ma educatore, cioè lui le regole me le faceva pesare, nel senso io sono cresciuto a livello calcistico comunque, sì a livello tecnico, però non sgaravo anche l'educazione in campo. Cioè mi educava a stare in campo. Però tu avevi una determinata educazione di base. Secondo te Zorati adesso, pace l'anima sua, riuscirebbe a fare quello che ha fatto con te con un ragazzino di oggi? Concordo con te che il tempo... Guarda, ti assicuro che ci sono allenatori così. Io ricordo mio fratello, quando era allenato da Renato Lecce da San Vitese, viene espulso non per insulti razzisti, ma per una frase all'arbitro, un giocatore, e Lecce gli ha detto: quando ti ha dato l'arbitro, aggiungi anche le mie. Cioè, come concetto, no, Renato? Ma è vero che la società comunque... Ma lo facevi 20 anni fa? Coce. E poi andiamo al caso Martignacco. Massimo, dovresti fare una serie TV, penso, non una mezza puntata su questo argomento, perché... Cioè, qui possiamo dire chiaramente che c'è un fallimento di base della società, non sportiva, della società in generale, perché qui stiamo... Ma quindi tu sei d'accordo che ci sia questo tipo di giustizia sportiva? Volevo farti questo ragionamento. Qua sono saltati tutta una serie di schemi, principi... squalificato. Ecco, schemi, principi che tenevano salda la società di una volta. Una volta eri istruito in una certa maniera, no? Cioè io vedo una grossissima difficoltà, io sai che seguo anche ancora i ragazzini, i responsabili del settore giovanile sono ancora, e ti posso dire che c'è una grossissima difficoltà, perché questi ragazzi, la maggior parte, non hanno più regole. Le regole una volta te le davano, io dico sempre, quelle 4 o 5 persone. L'insegnante, che quando l'insegnante diceva A era A, perché se andavi a casa arrivava il B e C per le guance, ok, il prete, è vero. Il sindaco, il carabiniere. Quei 4 lì erano intoccabili. Adesso qui invece è saltato un sistema, è saltato un mondo. Quindi, quando arriviamo nel calcio,
E io vedo quelle cose, le squalifiche sulle gelle giovanili, perché la prima squadra lasciamo perdere. L'avvocato ha spiegato chiaramente tutto quello che c'è dietro, sicuramente non è uno che si è inventato le squalifiche. No, certo. Però io dico, quando io vedo che nelle giovanili ci sono quelle squalifiche lì, ok, noi come società, e qui mi metto come dirigente, dobbiamo cercare di fare un percorso di recupero. Se qualcuno non lo fa, dobbiamo farlo. Quindi l'idea di Canciani la condivido in pieno. Ok. Catunar, spiegaci tu, perché l'hai vissuto e qua c'è il problema. Voi avete fatto, abbiamo le immagini anche recuperate dell'anno scorso da Azzano, con i ragazzi poi insieme, le magliette ritrovate tutti in quel Azzanese Martignacco per dare un segnale, no? Ma tu cosa hai vissuto in quel momento lì? Secondo te la pena che è stata data al tuo giocatore ha avuto un senso o meno? Il percorso che avete affrontato voi, che percorso è stato? Hai aperto una ferita lacerante, perché per noi è stato un momento molto difficile, un momento di riflessione, tant'è che io personalmente ho deciso che mi adeguerò alla giustizia sportiva per quanto riguarda i miei giocatori, non farò più ricorsi. Perché oramai se il principio è che il referto dell'arbitro fa fede privilegiata, allora ci atteniamo a quello e basta, perché nel nostro caso, dove c'è stata la Procura federale che è intervenuta, ha fatto tutte le interviste possibili e immaginabili, e c'è la dichiarazione scritta del ragazzo di colore che avrebbe subito il famoso balletto che conosciamo, dice: io ho riconosciuto che questo è un balletto di Fortnite e non è un gesto, il gesto del gorilla, no? E che l'arbitro, che era il più lontano di tutti, ha visto invece che, parliamo di arbitri minorenni, arbitri 17enni, l'arbitro ha visto, e quindi il collegio ha giudicato colpevole il ragazzo solo per l'arbitro, quando l'arbitro addirittura ha sentito che il nostro giocatore avrebbe fatto i versi della scimmia, e l'allenatore, che è stato colui che ha scatenato tutto l'inferno, che peraltro è stato squalificato un mese solo e ha messo le mani addosso al ragazzo che avrebbe fatto il balletto, no? Io sono rimasto folgorato da questa esperienza, perché mi aspettavo che venisse accolto o trasformata la pena in qualcosa di più leggero. Invece ormai la fede privilegiata dell'arbitro fa fede e basta. Perché c'è il tema del referto. Il referto è vero che un arbitro non è che si mette a scrivere così, però è ovvio che... Però ti posso dire ancora un'altra cosa. 3 settimane fa un nostro Under 14 è stato squalificato 4 giornate da un arbitro, Under 14 anche lui, Under 15, un coetaneo, che lo ha espulso perché lui è andato, in realtà il fatto è venuto così, è andato a prendere il pallone dopo aver segnato il gol, il giocatore avversario si è messo tra lui e il pallone nella porta dove è entrato il pallone, lui lo ha spinto per prendere il pallone, l'arbitro lo ha espulso. Se voi vedete cosa c'è scritto nel giudizio, c'è scritto che il ragazzo è stato colpito al braccio, è dovuto poi essere sostituito, no? E gli è andato 4 giornate a un ragazzo di 15 anni. È entrata nella condotta violenta. Invece mi hanno raccontato che il referto era talmente incasinato con frecce di qua, di là e di tutto, che l'arbitro ha preso fischi per fiaschi, ha segnalato una cosa che non c'era, perché il ragazzo che era uscito e sostituito perché si era fatto male al braccio è accaduto 10 minuti prima di questo fatto. Ecco, quindi, noi non abbiamo fatto ricorso. No, non lo fai più, anche perché è successa un'altra cosa nel frattempo nel mondo dilettantistico. È capitato ricorso, aggiunta pena. Sì, perché c'è la cosiddetta... Sì, quello di Fagagna anche. Anche Iuri del Fagagna. C'è la cosiddetta reformatio in peius, no? Cioè la Corte... Questo è il momento più bello della serata, grazie. No, perché la Corte può, oltre che respingere il ricorso, può anche peggiorare la sanzione che è stata dal giudice sportivo, quindi è un ulteriore deterrente per chi vuole fare... Ma voi lo sapete che... Il problema è, come dice il Presidente, ed è reale questo problema, ma è reale anche per gli operatori del diritto che fanno diritto sportivo come me, che si trovano nelle aule di giustizia a difendere i testimoni
tesserati, che bisogna separare la prova effettivamente, che è normata anche quella, l'articolo 61 eccetera, dove dice fa piena prova il referto dell'arbitro, quindi bisogna trovare a volte certe incongruenze. Io solitamente chiedo anche che la Corte o chi per esso in secondo grado senta anche l'arbitro, in modo che magari anche stesso dice beh ma forse è vero che ha fatto, non rettificherà, esatto, non però a rettifica, volte può perché capitare, sa che ha delle conseguenze. ma non è vero, uno può anche dire, mi è capitato anche che l'arbitro dice sì, forse non dirà mai sono d'accordo, anche perché se l'ha visto lo scrive perché l'ha visto, però la può mitigare un po', allora dà spazio alla Corte anche nel giudicare in maniera diversa. Se questo dice purtroppo no, è così, punto e basta, viene difficile anche per la Corte che deve giudicare. Certo. Però allora lì... Però volevo dirti una cosa, noi facciamo formazione, prima si parlava del caso, anche la formazione, cioè come diceva Enrico, qui ci vorrebbe una puntata, un'intera puntata, no? Sì, chiaro. Perché manca anche formazione, noi come società siamo tra quella decina in regione, no? Che siamo anche club di terzo livello, dove facciamo formazione ai giovani in maniera molto importante. Abbiamo da poco fatto con la sezione di Udine degli arbitri, sezione degli arbitri di Udine, abbiamo fatto un corso di formazione da noi e ci hanno detto che anche nel settore giovanile fanno 3 partite con il tutor, poi vengono lasciati, no? Ecco, sì. Si tratta di giovani di 15 anni, di 16 anni, 17 anni, io capisco che non ci sono risorse, però lì poi è un problema perché anche questi ragazzi si trovano da soli a dover fare i referti e poi arrivano al giudice sportivo. Ma infatti quindi il tema è... sono tante le cose da dire su questo argomento. Sono tante le cose da dire, sono intanto da cominciare a mettere lì, rifletterci, perché quello che voglio chiedervi io è... Allora, rimettetemi quella grafica, lo so che l'abbiamo messa tante volte, però detto che tutti quei casi di giovanili, ammesso e concesso che, come ha detto il Presidente, ci possono essere dei casi in cui c'è un'interpretazione sbagliata, però tutti quei casi giovanili noi dobbiamo fare in modo che non ci siano, quindi creare una cultura a togliere l'idea che si può fare un insulto o una discriminazione. Benissimo, però con un referto che non tocchi, con pene che si possono aggiungere, con squalifiche lunghe, ma voi proprio non avete minimamente, non mettete anche l'altra cosa nella bilancia che avrà un peso minore, però quella che io sono il presidente o il dirigente, vi dico, sapete cos'è? È una battaglia che io così non so se la sostengo. Cioè, ma c'è un altro problema, Massimo. Questi ritornano a giocare? Ma sì, dai. Dopo 3 anni di squalifica tu ritorni a giocare con i ragazzi d'oggi? Io la vedo dura, quindi per questo diventa fondamentale fare dei corsi di recupero. Non possiamo Enrico, scusami, permettere. Su un allenatore che mette le mani addosso, ma queste sono altre cose. Questo Io sono altre cose, queste però io un giocatore che non mette più piede in campo. Però il tuo giocatore che prende 10 giornate e nella sua testa ritiene che non abbia fatto qualcosa di così grave per meritarsi di stare a casa più di 2 mesi, io ti faccio una conseguenza ci sarà. C'è anche l'agonia mediatica. Dato che in Italia c'è, no? Sempre o il condono o c'è il fatto di fare dei corsi per recupero della patente, tutte queste cose qua, è vero? Ti faccio fare lo stesso percorso studiando, un percorso che bisognerebbe condividere con dei psicologi, con delle persone che sicuramente più forti, più brave, ma le domeniche, se tu vuoi che quella pena venga dimezzata, domeniche vieni a fare dei corsi di un certo tipo. Non dimezzata, se vuoi rientrare. Se vuoi rientrare, io ho detto dimezzata, ok, se vuoi, ok. Però, oppure diminuire se le vuoi giornate. Diminuire, dato che quando fai lavori socialmente utili, no? Ecco, Qualcosa ti viene. credo sia comunque un tema, no, che andava affrontato, perché insomma abbiamo visto quanti casi ci sono stati e almeno per quanto mi riguarda fa sempre notizia, ma è vero che a un certo punto sta diventando un'applicazione netta, cioè succede, sono quei numeri lì, no? Al di là
al di là di che tipo di caso sia, magari non sono casi fortunatamente eclatanti, no? Casi dove c'è la bagarre, ci sono le risse, c'è un errore, però lo segnala l'arbitro e si applica, no? Quindi questo è. Quindi devono stare attenti. La formazione andrebbe fatta anche ai propri giocatori su quali sono le conseguenze del comportamento in campo. È vero. Anche formativa, anche conoscitiva un po' delle norme, delle conseguenze. Assolutamente ci sta. Anche perché ci sono norme che poi sono completamente diverse, come anche un veloce, concedetemi il termine perché mi è capitato 1000 volte, insulto all'arbitro, e invece una spinta quasi anche violenta a un avversario è normato con 3 giornate 1 e 4 giornate l'insulto veloce all'arbitro. Sì, l'arbitro è intoccabile, lo allora, lì bisogna capire, no? Cioè, anche fino a che punto sia. Io ritengo più grave un gesto violento, anche che sia contro un avversario, che piuttosto una parola così all'aria. In questo momento le norme dicono che quello becca 4 giornate e l'altro ne becca 3, a meno che non sia fino a 5, ma no, parte da 3. Io capisco che c'è la crisi delle vocazioni, come si dice, per cui bisogna tutelarli al massimo e fanno parte. Senza gli arbitri il calcio non si fa. Guarda, ma anche senza i giocatori gli arbitri non arbitrano, cioè, d'accordo. È un luogo un po' comune quello, cioè, siamo tutti sulla stessa barca, ma neanche noi non lo racconteremmo se non si giocasse. E poi chiude, senza di me giocano. Daniel può dire, da ex giocatore io darei molte più squalifica a uno che anche in un fallo di gioco si vede quando uno entra e magari ti rompe anche una tibia, ti rompe un ginocchio, quello rischia di prendere 2 giornate. Uno che dice all'arbitro va a brecca 4. Io gli darei l'autorità, no? Però capisci che non ha, cioè quello è un problema anche, però oggi le norme sono queste. Io anni fa c'era una riunione dove eravamo tutti i responsabili del settore giovanile con gli arbitri, con tutte queste. Io avevo fatto una proposta proprio perché se tu, giovanissimi, primo anno ti trovi il ragazzino alla pari età che giustamente fa la prova per vedere se gli piace fare l'arbitro o non gli piace fare l'arbitro. Io ho fatto una proposta che poi mi è stata cassata perché dicono che non è possibile, ma secondo me era una cosa di buonsenso. Io ho detto, mandate i vostri arbitri ad allenarsi con noi gli garantiamo uno spazio di un certo tipo dove loro possano fare allenamento, allenarsi con il nostro preparatore e soprattutto arbitrare la partitella finita, così hanno l'esperienza e soprattutto spiegano ai ragazzi del perché di certe cose. Spero che questo tema abbia portato alla luce una riflessione, ci tenevo a soffermarmi perché i casi sono stati tanti e ne abbiamo, non dico ogni settimana, ma quasi ultimamente, avete visto insomma più volte questa grafica. L'argomento anche di stasera e gli allenatori che cambiano squadra e fino al 30 dicembre possono farlo da un esonero passare in un'altra squadra, purché non sia stesso girone o stessa categoria, no? Solo per l'esonero però. Solo per l'esonero. Allora, apriamo il mio non va con il servizio e dopo la pubblicità il secondo tempo e il terzo tempo con allenatori, nomination, derby di Gorizia e quindi insomma secondo tempo tutto da vivere. Il non va e poi ci ritroviamo per parlarne. La gran botta! Non va. Franti al posto di Campo all'Azzurra, Campo al posto di Cernuta al Trieste Victory, Cernuta al posto di Valentinuzzi all'Officina e vedremo dove andrà Valentinuzzi. Esoneri e riposizionamenti, girandola di panchine, ma davvero questi cambi, grazie alla nuova regola in cui il mister può rientrare entro il 30 dicembre, basta che la categoria o il girone siano diversi, fa davvero bene al movimento degli allenatori? Non parlo del mio caso specifico, io parlo in generale, dico che i cambi di allenatore ci possono stare, ci sono sempre stati, in alcuni casi secondo me possono essere anche utili. Anche perché tante volte noi allenatori subiamo magari degli esoneri e magari da parte nostra ingiusti, perché qualche volta per risultati, qualche volta anche per il capriccio di qualche giocatore. E quindi tante volte l'allenatore paga per tante circostanze, quindi questa possibilità credo sia anche giusta per l'allenatore. Si è cercata questa soluzione di compromesso che secondo me è giusta, poi è ovvio che, ripeto, presenta anche degli aspetti che possono essere negativi. Ad esempio può capitare che i risultati improvvisamente diventino negativi. Pensiamo all'Azzurra, 3 sconfitte consecutive.
Oppure il Trieste Victory, un solo punto e 5 gol subiti nelle ultime 2 partite. Per me è stato comunque un dispiacere lasciare a metà un percorso, però detto questo ti dico che il lavoro di un allenatore, secondo me, che subentra, tu non lo vedi le prime 2 o 3 partite. Questo vale per Franti, vale anche per me, che in 2 partite adesso alla Trieste Academy abbiamo fatto un pareggio e ieri una sconfitta, e il lavoro eventualmente si vede nel medio-lungo periodo. Le volte precedenti ero sempre subentrato con delle vittorie, sempre anche l'anno scorso con Droipo credo che da 0 punti siamo arrivati a 54, siamo arrivati quarti, quindi il momento e anche le circostanze. Quest'anno alla prima partita che vado a affrontare, affronto la prima in classifica, affronto la seconda, adesso il Muggia, quindi nelle 3 partite molto difficili, però fa parte del momento e credo sia proprio una casualità questa. In 2 partite adesso alla Trieste Academy abbiamo fatto un pareggio e ieri una sconfitta, e il lavoro eventualmente si vede nel medio-lungo periodo. Sono preoccupato perché abbiamo in questo momento qualche infortunio e qualche squalifica, andiamo a giocare domenica col Cras, che è un'altra partita difficile, con una squadra di nuovo di vertice, e per quello dico mi sono capitate proprio le partite molto insidiose in queste 3-4 giornate, e quindi sicuramente uno non può essere tranquillo. Io confido in quello che so dare, in quello che ho fino adesso sempre raccolto, quindi spero che i ragazzi si abituino a me, ci credano fino in fondo. Fino adesso, quando ci hanno creduto, le squadre che ho allenato hanno sempre raggiunto il massimo. Secondo tempo di terzo tempo, ecco, stavamo ancora chiacchierando, partiamo. Ultimo argomento di approfondimento, poi nomination e prossimo turno, davvero tante cose, state qua con noi perché adesso arriva il bello. Allora, rapidamente, il non va, si può mettere non va questo cambio di panchina dell'Azzurra o bisogna dire no, come abbiamo sentito nel servizio prima, il lavoro va valutato più a lungo. Giro di non va, se secondo voi ci sta oppure no? Allora, le motivazioni per il cambio dell'Azzurra sono diverse, insomma le sanno loro, io un po' le conosco. È chiaro che i numeri dicono che per adesso non va, perché sono 3 sconfitte. Okay. Però non vai a discutere... So che però le motivazioni si sono spinte anche in altre... Però non vai a discutere il cambio, cioè, vediamo se riesco a farmi capire. Sappiamo benissimo... C'è una motivazione e loro va bene, qualsiasi sia, non vado adesso, non è quello più il tema. Sappiamo che le 3 sconfitte possono arrivare e poi può partire un progetto, assolutamente. No, però non ve la sentite dire no, qui il cambio è sbagliato, perché uno potrebbe dire no, per me il cambio è sbagliato, al di là di tutti i ragionamenti. Allora, per me il cambio è sbagliato, ma non perché hai preso Franti, perché ha preso 3 partite, perché mi ha mandato via un allenatore che aveva fatto 5 risultati utili consecutivi. Quello è. E perché forse, ora come ora, in questa eccellenza, è comunque ripartire, già è un'eccellenza complicata, ripartire un'altra volta con un nuovo allenatore, non so se sono i tempi proprio giusti. Questo è un po' il dubbio per cui ho messo il non va. Coce? Sì, come diceva Simone, sono d'accordo con lui, cioè in questo momento, a prescindere da chi hai messo, ma non c'è stata la scossa, non c'è stato un riscontro, è una eccellenza dove c'è un equilibrio di questo tipo, 3 partite che non fai il risultato si notano. Comunque, abbiamo visto, l'ho detto nel servizio, arriva Franti l'Azzurra, Campo va al Trieste Victory, Cernuta dal Trieste Victory va all'Opicina, insomma questo crea la nuova regola. Questa nuova regola, vi piace? La trovate positiva? Ieri, alla cena degli allenatori, ne abbiamo parlato con i rappresentanti degli allenatori di tutte le province, partendo però da Cudicio, che è il presidente regionale dell'associazione allenatori. Sentiamo. Per uno che se ne va e c'è un altro posto di lavoro che si libera per un altro, quindi praticamente è un fatto positivo sotto l'aspetto sindacale. No? Bisogna tenere presente però che l'allenatore esonerato che trova un'altra società non può allenare nello stesso campionato o nello stesso girone, quindi moralmente è ineccepibile. Adesso con questa regola c'è qualcuno che magari, come è già successo,
questa settimana viene esonerato e la prossima trova già un'altra squadra. Sì, è una nuova regola, quindi noi la dobbiamo accettare come presidenti provinciali, dobbiamo essere attenti a queste situazioni, quindi rispettiamo, non mi piace. Diciamo che non è proprio limpidissima come norma, per cui per quanto mi riguarda non è una norma che mi piace. Io vorrei fare un altro discorso di rapporti tra allenatori. Troppo spesso capita che questi esoneri vengono un po' spinti da qualcuno che deontologicamente, diciamo così, non è molto corretto con i propri colleghi. Sono troppo facili questi esoneri, quindi poi con motivazioni alle volte veramente, oserei dire, quasi ridicole, no? Personalmente la ritengo una regola che, visto che vale per tutti, dà la possibilità a chi eventualmente interrompe prima l'attività all'inizio stagione di non buttar via un anno. Diciamo, le statistiche che ho notato è che chi viene esonerato poi non è che fa benissimo andando da qualche altra parte, perché secondo me anche da un punto di vista psicologico non è sereno. Trovare subito un'alternativa non so con che spirito, per quello secondo me è una questione soggettiva. C'è chi magari la prende meglio e può ripartire subito, io sinceramente no. Avere la possibilità adesso fino al 30 di dicembre di poter cambiare squadra, magari qualcuno non lo fa neanche, però c'è questa possibilità. Ed mi piace? Sì, assolutamente sì. Anche tra gli allenatori ci sono diversi pareri. Allora sentiamo il nostro studio. Abbiamo un allenatore, un presidente, un allenatore, direttore, un giornalista, un avvocato, giocatore, abbiamo tutto, un rappresentante dei calciatori, anche allenatore. Possiamo dire, dai, cosa ne pensate? Perché? Vado veloce, vi dico la mia così mi confrontate. Perché ho acceso sto tema, sta lampadina? A me vedere un allenatore che oggi è qua e una settimana dopo è lì, sarà anche giusto, però per me è un cortocircuito, e se mi parlate, mondo dei dilettanti, di progetti, io così i progetti non li vedo. Questo è il parere mio nello studio, vi voglio sentire il vostro però. Io concordo con te, Massimo, onestamente non è una cosa che mi entusiasma molto, perché poi si induce altre società poi a rinunciare a un allenatore per poi prendere che quello che è stato esonerato là, come mi pare un po' successo, non si dà continuità all'allenatore che c'era prima, mi pare che si crea più confusione ancora di quella che poi... E attenzione, e poi anche creare un cerchio. Certo, sicuro. No? Sì, ma... non dai, come dice Curiccio, la possibilità vera. Quello è vero. No, perché girano quelli. Poi che girano perché sono bravi, va bene. Infatti quello è il vero. Io sono favorevole invece, ma la riforma mi è piaciuta, però in effetti ci sono due profili. Uno è questo, che alla fine è vero che si liberano posti di lavoro, ma si liberano probabilmente per uno che era già occupato prima. E quindi Secondo è che forse prima, cioè, questa riforma ha dato la possibilità di fare più esoneri, nel senso che prima magari non c'erano tanti allenatori liberi, adesso invece sanno che possono andare ad attingere anche su quelli eventualmente esonerati, e quindi forse, però in linea di principio è anche giusto che l'allenatore non venga esonerato a settembre, deve stare fermo tutto l'anno. È giusto per quello che perde la panchina subito rientrare, perché loro forse hanno sbagliato a portarla fino al 30 dicembre. Fino al 30 dicembre, perché usano un trucco di novembre? A novembre, coach, dai, tu vai là, coach, vieni qua, dai, ci metti tutti contenti? No, ma è così. Dai, no, forse il 30 dicembre... sì, perché poi questo l'ho fatta provocando, ma è così. Se mi posso permettere, non so se, a parte che non sono entusiasta della cosa, ma il fatto che uno dell'eccellenza non possa rimanere in eccellenza, ma vada sotto, può andare solo in promozione, no? Sì. Andare in eccellenza in Veneto, ad esempio. Sì, uno della promozione dice... esonerato dell'eccellenza, aspetta un attimo, che mi prendo, certo, non lo so, prendo uno dell'eccellenza qua che magari pensi che, ma poi... che non parliamo tutti, scusate. Finiamo il giro del Presidente. Ma grazie a Dio la cosa per il momento, cioè io Trangoni da 4 anni, sì, quindi, è vero, tu sai no, ma noi come Martignaco facciamo tanta fatica, faremmo in ogni caso tanta fatica a fare noi delle scelte di questo genere. Abbiamo avuto Barnaba che dopo 7 risultati a 0 punti, però il River mi pare che con Rossi ci aveva superato di brutto. Sì, come pazienza. No? Sì. Noi poi Barnaba si era salvato alla fine, no? Ecco, quindi la pazienza dicono che è la virtù dei forti, noi lo siamo. Questa norma qua, se era fino al 30 novembre potevo capirla, perché comunque è un momento per magari
si dà la scossa, no? Okay, ma dopo portarlo adesso al 30 dicembre mi sembra un po'... Quindi no, sì, no. Io sono del parere che il 30 dicembre la trovo assurda. Cioè capisco se ti va male in Coppa, arrivo alle prime 3-4 di campionato, riesco ancora a capire. Ma questa secondo me è proprio una cosa, anche perché ci sono tanti altri allenatori, poi dai lo spazio agli altri. A me se mi dovevano esonerare non vedevo magari anche l'ora, sai, di fare qualcos'altro, no? Nella vita, non è che devo andare a cercare subito la panchina immediatamente. Vero. Dimmi che chiudiamo questo No, non mi piace troppo lunga, io direi addirittura fino al 15 settembre, basta. Sì. Tu proprio drastico. Ma dai, il campionato, quindi in Friuli. E magari inizia il 15 il campionato, esatto. Resti Fu un allenatore che perde 2 partite, lo manda via subito. Anche perché l'allenatore non ha problemi, perché gli allenatori fanno i contratti da sempre, quindi gli allenatori sono comunque Però uno magari gli piace allenare, no? Ho capito, ma se va male, va male. Prima c'era già la regola che in Coppa Italia potevi esonerare l'allenatore, bastava che non iniziasse la prima di campionato. A me è successo a Lignano che l'allenatore ha fatto male in Coppa Italia, dice, proprio il senso era lo libero subito così almeno può trovare, non c'era ancora la norma del 30 di novembre, lo libero subito così può trovare squadra. Mi ricordo, era successo sia a Lignano. Sì. Allora, visto che abbiamo parlato di allenatori, abbiamo provato a dare una risposta a questa regola, cominciamo con le nomination, il miglior allenatore, vediamo. La scorsa stagione rientra per il finale con lo Zaule, dove aveva già fatto bene, e ottiene la salvezza. Quest'anno riparte, dopo la fusione, con il Muggia 1967 e fa benissimo, secondo in eccellenza, la sua squadra gioca bene ed è già un gruppo. Mister Carola si conferma allenatore di qualità e risultati e la stagione del Muggia si sta trasformando davvero in una bella storia. A proposito di mercato, anche l'Azzurra sta annunciando un acquisto dalla Triestina Pian. Sì, mi sembra che sia già formalizzato. Ha già formalizzato, no? Dalla Manzanese? No, dalla Triestina. Triestina, 2006? Sì. E quindi insomma, visto che Muggia ha vinto l'ultima partita con l'Azzurra, sentiamo se questa nomination passa. Iniziano le nomination del mese di dicembre. Coceani. Sì, sono d'accordo, sta facendo molto bene, a mio avviso, in una situazione dove io avevo anche qualche dubbio, perché quando fai il primo anno la fusione non è mai facile e scontato riuscire a trovare equilibri o quant'altro, invece stanno facendo un grande campionato, lui l'anno scorso è rientrato, ha salvato anche il Zaule e quindi penso che sia meritata. Paolini. Sì, sono d'accordo, anche se c'erano altre 2 figure secondo me. Una da sicuramente... Tu devi guardare come reagisce Fornasiere, no, non so se lo guardi. Perché lui si aspettava da me un atteggiamento un po' più temerario, invece assolutamente sì, però diciamo che ci sono altri 2 nomi come Visentin, e secondo me, però l'avete già votato settimana scorsa, e anche sicuramente Coccetta del Casarsa. Ok, che Fornasiere è furbo, mi fa parlare l'ultimo perché sa che non gliene passo una. Dimmi perché non dovresti passare Carola, che è un mister di evidente qualità e sta facendo bene. E non c'è dubbio, ma secondo me in questo momento l'allenatore che ha più impattato è Ranieri Coccetta, che entra a Casarsa, batte in 3 domeniche Cras in casa che era primo, va a vincere a Fagagna che era reduce da un pareggio a Cras in 9 uomini contro 11 e perde di misura col Fiume Veneto Bannia dopo essere passato in vantaggio. Quindi per me in questo momento Ranieri Coccetta è l'allenatore di giornata. Lì il cambio ha funzionato, quindi non è che abbiamo fatto tutto questo discorso sui cambi allenatori, Coccetta invece è stato un cambio lì che ha dato impatto. Allora, non devo tirare fuori niente per favore. Sì, esatto. No, devo dire che devo essere onesto con questa nomination, perché quando io l'avevo già nominato Coccetta la prima, tu eri forse le Maldive, esatto. E abbiamo detto aspettiamo altre prove. Effettivamente andare a vincere anche a Fagagna è una prova, quindi devo fartela passare questa. Mi perdonerà Carola, che tanto tornerà perché sta facendo benissimo col Muggia. Coccetta, te la passo. Grazie. Ecco, però
io e te dobbiamo parlare adesso. Passo Concetta. La Torre Carola proprio così. Però ha ragione, mi ha fatto ricordare una cosa corretta. Anche coach, comunque. Non contiamo niente. Comunque. Il tuo vale doppio. Okay. No, devo passare, ci sta. Comunque Fagagna, attenzione però, Io mi aspetto qualcosina di più dal Fagagna. Anche quest'anno il passetto. È il non va di settimana, forse al contrario. Può essere. Io no? sabato ero a Fagagna. Mamma mia. Però alterna una partita bene, è una questione probabilmente di equilibrio, di maturità, no? Perché vai a class, in 9 riesci a portarla a casa, meritata, domenica dopo... No, perché oggi non è stasera, però prima o poi arriva questa cosa qua, ve la dico, perché Fagagna diciamo sempre che è una squadra che può fare bene, ma se poi non fa quel passetto lì, io comincio a dirvi... Ma non è che è una questione di allenatore, ma di giocatori che non riescono a dare veramente quello strappo per meritarsi le alte piazze dell'eccellenza. Ma non è ancora quel momento. Però sul VA, piccola parentesi Massimo, non dimentichiamoci di Sandrin che fa 5 vittorie consecutive. Sì. Fermo lì. Allora, io devo... scusate regia, posso avvicinarmi? Gigi, secondo me... Io mi sono tirato da parte perché non volevo essere questo doppio ruolo. 5 vittorie consecutive e se non va... Sandrin è in dominio, io ho un conto sospeso con lui. Perché tu la scorsa settimana, caro mio, mi hai bocciato Chiccaro, che ha fatto di nuovo gol. E anche Cabine ha fatto di nuovo gol, che ottimo. Va bene. Poi ho messo Visintin perché sapevo che veniva qua oggi. Poi, mi mettete, scusa Nick, ho messo anche Topuni sul mi mettete la miglior squadra in sovraimpressione perché oggi tu me l'hai bocciata la scorsa settimana, Gorizia. Stavolta te la passo. Guarda, era lì, però non ho neanche cambiato la grafica, è quella della scorsa settimana. Ah, ok. Quinta vittoria consecutiva con la capolista. Ma è anche di stasera? Sì. Te la passo, stasera te la passo. Ah, ok, quindi... Te la passo, è giusto. Finito l'argomento per la miglior squadra. No? È difficile fare meglio. Quinta vittoria, arriva al derby nel migliore dei modi. Arriva al derby. Quinto risultato utile consecutivo Visi, quinta vittoria Gorizia, derby Juventina Gorizia è un derby tutto da seguire, si gioca sabato, facciamo un piccolo riepilogo, cos'è il derby? Servizio su Juventina Pro Gorizia, poi ne parliamo con Visi e Coce. Gorizia, la città, Sant'Andrea, il paese. La minoranza slovena da una parte, il centro di diverse culture dall'altra. Il campo della Juventina che guarda dall'alto lo storico Campagnuzza. In linea d'aria basta un salto, separati da 1 chilometro, 3 minuti di macchina, una decina a piedi. Insomma, è derby vero, quello tra Juventina e Pro Gorizia. Sabato va in scena la sfida numero 26, 10 vittorie per la Pro, 8 per la Juventina e 8 i pareggi. La scorsa stagione una vittoria a testa. In casa la Pro Gorizia di misura con la rete di Grion e poi il 3-2 a Sant'Andrea con i ragazzi di Sante Bernardo che rispondono ai gol di Lucheo e Grion con Piscopo, Specogna e Tuan. Quando nella stagione 2017-2018 si ritrovarono entrambe in eccellenza, Alberzot vinse la Juventina, a Sant'Andrea invece la Pro Gorizia con un'incredibile doppietta di Otti, ora di nuovo con la maglia biancorossa. Lui, uno dei tanti ex, insieme a Piscopo e Grion, che accendono questo derby. Juventina e Gorizia, tante le sfide nelle ultime stagioni, gli incroci, gli sfottò, il colore. Ne sa qualcosa Enrico Coceani che proprio in un derby ha festeggiato le 200 panchine con la sua Pro Gorizia, ma che lo ha anche perso in casa contro Sepulcri nell'anno in cui però riportava Gorizia in eccellenza in un campionato indimenticabile. E adesso a continuare questa storia, Visintin da una parte, Sandrin dall'altra, con le squadre che stanno bene,
5 vittorie consecutive Gorizia, 5 risultati utili consecutivi la Juventina. E adesso vediamo chi farà 6, perché nel derby il jackpot è molto alto. Coach, cos'è il derby? Juventina-Gorizia. È una gran partita, è una partita sentitissima. Io personalmente non vedevo l'ora che arrivasse quella giornata lì. Perché non sarai più in Ramadan. No, a parte quest'anno, ma negli anni passati non vedevo l'ora perché c'è un'atmosfera veramente, è la partita della città, è la partita dove tutti vengono a vedere, ci si ritrova, c'è il sano agonismo in campo, poi fuori c'è un'atmosfera che mi ricordo molte volte che col presidente Marco Kerpan chiudevamo il chiosco con l'Alba. Sì, ma questo è derby vero, perché noi abusiamo spesso della parola derby. Questo è derby. E per Visi cos'è questo derby che hai già cominciato a vivere? Ma sicuramente una partita importante tra due società, tra virgolette, nemiche ma amiche, dove credo ci sia del rispetto reciproco. Però voi un po' nemici vi siete impegnati a diventare un po' di più, perché con tutta la combricola di ex sì, abbiamo cercato comunque di alzare un po' il livello della squadra e insomma siamo tutti e due credo in un buon momento e insomma la Gorizia è una squadra che in questo momento insomma 5 vittorie di fila, i numeri parlano, una squadra in fiducia, noi siamo tornati a stare bene, perciò insomma io credo che sarà una partita assolutamente credo bella da vedere, insomma da giocare. Per gli allenatori credo un po' di meno, perché poi l'allenatore è sempre una persona che proprio subisce. No, era figo anche da allenatore. Sì. Abbiamo visto un po' di immagini di quei derby, tanti, con diversi protagonisti, abbiamo visto prima uno slalom di Piscopo, tanti giocatori, però quest'anno può essere che sia un po' più sentito proprio per la questione degli ex. Adesso, a parte che uno cerca il 6 come titolavamo, ma poi appunto si accende il derby degli ex, coach, sinceramente, perché tu li hai avuti quei nomi lì. Beh, insomma, io penso che da quel punto di vista lì sia più sentita da parte della Juventina, perché insomma Marco, Pilo, Edi, Coccetta, ci sono Grio, sì, ci sono 5? 5-6 Luca. Ecco, quindi 5-6 giocatori che provengono dalla Pro Gorizia, che per svariati motivi non sta a me giudicare né nulla, hanno deciso di cambiare percorso e quindi penso che da quel punto di vista lì sicuramente ci sia qualcosa, qualche spirito magari di rivalsa o qualcosa da parte di questi giocatori. Da parte nostra io invece vedo un gruppo molto concentrato, un gruppo che sta molto bene. Ma quindi non abbiamo nulla da perdere secondo me in questa partita qua, cioè, dobbiamo andarci a giocare il derby tranquillamente. Io sono molto fiducioso perché vedo una squadra in crescita. La Gorizia è in crescita, lo dimostrano i risultati. 6 potrebbe essere la 6ª vittoria per la Pro Gorizia, 6º risultato per la Juventina. In entrambi i casi questa partita, visto la scia positiva, potrebbe davvero proiettare le due squadre che vincerà ad un certo tipo di campionato? Non so, cioè resto alla Pro e poi arrivo da te, Visi, perché se la Pro continua a vincere insomma, e passa anche dal derby, guarda in alto davvero. A portare a casa un risultato super positivo da Sant'Andrea, 6 vittorie, 18 punti. Secondo me guardi lassù, Io tendenzialmente guardo sempre lassù. Beh, ma anche perché è una classifica. No, io non appunto. Quindi io dico che alla fine della partita di sabato si potranno tirare molte somme, molte considerazioni. E voi, Visi, senti, tu siete stati bravissimi, dai, cioè superare un momento in cui eravate in difficoltà di uomini. Saputo. Ma sì, è ovvio, cioè è palese che noi abbiamo avuto un momento di grossa difficoltà a ottobre, no? Il mese di ottobre per noi è stato molto difficile. È risaputo che abbiamo avuto molti infortuni, una rosa magari non lunghissima, adesso abbiamo recuperato dei ragazzi importanti. Però io sempre quello che ho detto ai tuoi colleghi, noi siamo stati sempre dentro,
la cosa dentro gli allenamenti, dentro i nostri principi di quello che noi provavamo in settimana, e stiamo avendo un po' i frutti di quello che un po' la squadra aveva un po' amalgamato dentro il periodo anche buio. E non è detto, secondo me, che nelle sconfitte c'è sempre qualcosa di negativo, no? Nelle sconfitte tu comunque devi ottenere qualcosa di positivo sempre. Hai tenuto duro quando non avevi la rosa al completo. Adesso comincia a ritrovare la rosa. C'è il derby. Magari arriva Bonilla, no? Abbiamo detto. No, ma la domanda. Non lo fai giocare. Ma la domanda facevo al coach per dire Gorizia se vince torna a pensare al primato. Ma anche voi, visto che siete squadra di qualità, con nomi importanti, se passi anche il derby, cominci di nuovo a pensare di provare a fare un campionato da protagonista, perché forse la Juventina, se sta bene, può pensare a quello, no? Ma guarda, sì, io ti dico di sì. Non è non che vincere, Sì, no, io non mi nascondo dietro certe cose, assolutamente. Io, comunque anche da giocatore sono sempre stato una persona ambiziosa, insomma. Certo. Ho sempre cercato di puntare al massimo quello che poteva fare da giocatore della squadra in cui giocavo e adesso da allenatore. Perciò per noi sicuramente è una partita importante dove insomma ci deve provare a dare continuità di quello che stiamo facendo, insomma. Sarà in un campionato molto equilibrato dove obiettivamente ad oggi ci sono squadre che hanno fatto molto bene, ma il padrone ad oggi non si riesce a individuare, no? E adesso però abbiamo Visintin in studio, no? Mi devi dire, dimmi che campionato c'hai. Tu ne hai 25? 6. 6? Ecco, quindi tu hai già fatto 6. Adesso vediamo se lo faranno Juventina o Gorizia. Questo campionato com'è? Cioè, qual è la verità? È bello? È difficile? Come si legge? Si legge che è un campionato secondo me molto difficile, importante. Magari non c'è il Brian dell'anno scorso, o forse la Pro dell'anno scorso, che comunque era una cosa molto importante, il Brian dell'anno scorso, però sono venute su due squadre, il Cras e il Monfalcone, che non sono due squadre, sono squadre importanti. È la prima e non è promossa, E la prima è una neopromossa che ha messo dentro giocatori che uno giocava in Serie D e l'altro, Borgobello, Cesarino, giocatori di una certa qualità. Senza far confronti, perché da una stagione all'altra è difficile far confronti, però questo è un campionato di qualità. Se dovessi dirmi adesso chi può vincerlo con la tua grande esperienza, perché ragazzi siamo d'accordo che... Allora intanto dico una cosa, che il mercato, adesso senza parte battute di Boniglia e di cose, questo mercato qua, dentro questo campionato qua, può spostare gli equilibri. Vero. Perché è una società che adesso se fa qualcosa lo ha detto gira. Bonanno, ha detto due cose. Ha detto che le critiche vanno bene se fatte da chi non sa di calcio. Secondo me ci sei dentro anche tu a questa dichiarazione. Vabbè, la sua opinione, la rispetto. Però no, non era solo per me, spero. Non mi tange se era riferita a me. E poi il 21 dicembre inizia il campionato della Pro, perché il riferimento sta proprio al mercato. Sono d'accordo, Visi, questo mercato su questo campionato può spostare gli equilibri e forse si può far capire qualcosa di più. Siete d'accordo però che si è sbagliato, tutti che è passato qua? Io domenica ho chiesto se il Tamai è fuori dai giochi. Qua tutti hanno detto il Tamai è la favorita, il Tamai vince. Ora, Claudio Canzian si è esposto, ha detto il Tamai è fuori dai giochi perché ha troppe squadre davanti. Cosa pensate? Che anche la Pro Gorizia 6 domeniche fa era fuori dai giochi perché aveva lo stesso numero o forse più di squadre davanti. Quindi non è fuori dai giochi? No, c'è talmente tanto equilibrio che se imbrocchi è un verbo così, se trovi il filotto come l'ha trovato meritatamente la Pro Gorizia, torni là. Però il pronostico finora lo stanno sbagliando tutti. È chiaro. Quindi dici non fuori dai giochi? No. Però c'è il mercato. Sì, però c'è il mercato, come dice Vise, di classifica. Tu puoi avere adesso un filotto, ma se quelli davanti acquistano quei 2 o 3 pezzi che gli fanno fare il salto di categoria, tu puoi fare un filotto incredibile. Ditemi solo fuori dai giochi sì o no, scusate. Io dico Tamai sì, è fuori dai giochi, però voglio ricordarti una cosa, vai a vedere la prima trasmissione quando ho detto quella delle 14:30, io ti ho detto attenzione al crash. Ok, l'hai detto sì. Sì o no? È difficile. È difficile. Non dici no, ma è difficile. Visi? No, perché non sei più padrone del tuo destino, nel senso puoi rientrare nei giochi se quelli davanti continuano ad andare piano, ma se qualcuno parte non la becchi più. Non è facile, però sicuramente l'uscita di Carniello non aiuta. Se la società mette dentro qualcosa, riprende la cosa. L'anno scorso ha fatto una grande rimonta a Tamai, no? Però rimanendo questo campionato, nel
nel senso che se qualcuno, Fontana Fredda, quelli sono davanti, prende quel pezzo, cioè, due che ti fa fare il salto di qualità. Occhio che ci sono ancora due nomi che girano, non so, avevo sentito Alcantara, ma forse resta lì a Piave, adesso è uscito Carniello, c'è ancora qualche nome bello. Io citerei quasi quasi Massimo Radina di un paio di mesi fa, se non sbaglio, quando diceva: ma siamo sicuri che c'è qualcuno che vuole vincerlo sto campionato? No. Questa è una bella domanda. Mi ha risposto? Io se posso vincerlo, certo di vincere. Ma l'allenatore sì, ma dipende dalle società. Non lo so, ma sono le società il problema. Non mi ha detto. Visi è un ottimo giocatore. Non mi ha detto. È abituato a vincere. Chi è però la favorita adesso? Sì, devo dirti un nome, è una squadra che in questo momento secondo me ha ossatura, ha fatto un mercato anche prima del mercato, è Codroipo. Ok. Se prende un po' Allora, non ancora affrontati, però abbiamo parlato del derby che dovrà esserci, adesso dall'eccellenza vado fino in terza per farvi raccontare da Jacopo Puntini il derby che c'è stato, Tor Viskosa Malisana in terza. Vediamo. Sono veramente pochi minuti che separano il Brunetti dal Tonello di Tor Viskosa e siamo stati proprio in quest'ultimo per vedere il derby più atteso di tutti in Friuli, sotto il campanile al vertice, scontro tra Tor Viskosa e Malisana, clima sereno ma con un filo di tensione il giusto per i derby. Situazione classifica molto importante per tutte e due due squadre dello stesso comune, prime è molto importante. Derby sempre importante, però è una partita importantissima per il nostro proseguo del campionato. Sicuramente l'obiettivo è quello di ritornare in seconda categoria. Ed è l'obiettivo di entrambe e soprattutto con una cornice così oggi conta più che mai. I tifosi del Malisana sono il 12° uomo in campo, la nostra è una famiglia da custode del Trasportivo Battistone, a tutti coloro che seguono la squadra ogni settimana, ma anche a tutti i tifosi che la seguono le domeniche. 60-70 persone di Malisana in un paesino di 200 a vedere una partita a Gradisca, penso che sia una cosa molto importante. Ed è una cosa veramente importante, il calcio che ci piace, 200 persone di Malisana, ve lo assicuro, tutto il Tonello per guardare il derby, ma il Tor Viskosa passare in vantaggio con Tuca imbeccato in maniera perfetta, batte la difesa del Malisana e fa 1-0 per il lato blu della città. Tor Viskosa che crea di più, gioca meglio, Malisana in difficoltà che nel primo tempo perde per infortunio anche Bertossi, bellissimo il gesto di Gian Natale del Tor Viskosa che va a consolarlo dopo l'infortunio. Il gol del Malisana arriva su un errore di De Crescenzo nel finale. Paolini calcia fortissimo sul secondo palo e festa per il Malisana e i suoi tifosi. Bello il tiro sul secondo palo a battere Zanoni, grave l'errore di De Crescenzo dopo una bella partita, possono esultare i tifosi del Malisana. Andata bene così, adesso beviamo due birre in chiosco e festeggiamo col terzo tempo. Alla fine ha vinto veramente il migliore, ha vinto lo sport, un punto a testa e contenti tutti perché saremo anche in terza categoria, ma... Al terzo tempo noi siamo la Champions League, su quello non si piove, la vittoria lì è già scontata. Terzo tempo da Champions League, spero anche il nostro terzo tempo sia da Champions League e questa è l'atmosfera, insomma, Malisana che lo sappiamo, bellissima realtà, è sempre bello parlare di questi derby. Ringrazio Jacopo Puntin. Come devo ringraziare Jesse Speconia per l'aiuto oggi per realizzare la grafica sulle squalifiche, recuperare un po' di casi. Terza categoria c'era il derby, ma noi abbiamo seguito anche un altro derby, quello tra Santa Maria e Gonars. Domani 19:30 lo speciale dedicato a Santa Maria, una piccola clip di terzo tempo post partita. Ci aspettavamo un po' più gente, essendoci anche il DJ, però dai, sarà per il freddo. Non hai caldo? No, adesso no, ho patito il freddo. Hai preso tanto freddo però. Lo so, caro. Hai visto una partita discreta. Anche la parata che hai fatto sul colpo di testa nel primo tempo, Quella più difficile. Secondo me è anche più difficile rispetto a quella alla fine del secondo tempo. In Santa Maria c'è una grande famiglia, fondamentalmente. Niente sta a Santa Maria, mamis, oms, famiglie, frus che vinto. Ok? Mi sono un bel paese. Bravissimo, complimenti, trasmissione, mandi. E ci saluta così. Però questa partita ci ha dato modo di avere delle immagini che entrano nella nomination di gol e parata Santa Maria Gonars, sia gol che parata. E domani poi l'approfondimento sulla società, le interviste, la sintesi ampia e poi sentirete
Anzi, avete già sentito che la seconda parata, secondo Gori, era la più bella che ha fatto, invece la prima parata era la più bella, invece secondo me no, quindi non ho seguito il consiglio del portiere, ne ho scelto un'altra. Ma allora vediamo, prima i gol e poi le parate. Lasciate stare un po' i colori, ma sono riuscito a recuperare i colori originali in qualche modo, però dovevo farvelo vedere. No. Dimas, 11 gol in campionato, così, tanto per. Questo è Cecotto del Gonars, che sigla il gol decisivo nel derby, con questa traiettoria, e poi Paolini, non Nicola. Perché gol non è che ne facesse tanti, Nicola, no? Invece Paolini del Malisana sì. Piace questo sinistro sul palo lontano. Cosa scelgono i nostri ospiti? Tra i tre, chi fareste vincere? Catunar? Io Dimas. Perché il piedino è fattato, rimane, piede. Nonostante la forma fisica è giusta per la categoria adesso, però il piedino è super. Visi. Non posso non dire Dimas, condiviso con lui 2 anni incredibili, ragazzo spettacolare, sorridente, risate a non finire, piccagna ogni sera, insomma. Quell'anno lì ma poi io ci ho giocato contro che nei suoi anni top, questo ragazzo è giocatore vero. Sì. Poi quella punizione lì la fa lui e lui. È lui. Esatto. Tutti Dimas. Paolini. Ah, ok. Ma adesso, al di là del caso di omonimia... No, che poi è Alessandro, è cugino di secondo grado, quindi... ecco. Però è bello, quello di Paolini. Cioè, assolutamente sì, è una garanzia. Coach? Dimas tu? Dimas, non posso non dire Dimas. Simone? No, io mi piace quello di Santa Maria invece. Del Gonars? Quello girato. Del Gonars, scusa, sul campo del Santa Maria, scusa. Cecotto. Sì, scusa, del Gonars. A me questo è carino, la pinturicchio, dai. Infatti guarda, io avrei, se eravate in dubbio, avrei... Comunque ha fatto un gran gol, a parte le scherzi. Sono belli gol, poi anche di Paolini in terza, così. Mi dispiace che non me lo fate passare, però passa uno bellino, Però il portiere fa il passo dalla parte opposta, no? Nulla da togliere. Io mi ricordo di lui che quando si giocava lui nella Vecom, Virtus Vecom, campetto così, lì. Quando si andava a giocare là, ogni volta che c'era il corner per loro a rientrare, ha detto, tirava in porta, cioè lui faceva il gol da corner. Che era certo. Ogni corner era un disastro. Dimas, passa Dimas, insomma, il voto di maggioranza è chiaro. Miglior parata, prima nomination di dicembre, andiamo a vedere le 3, poi devo specificare una cosa, però intanto vediamo. Zanner da Formiuli a tu per tu, la riesce ad allontanare così, assist di Volas, il tiro centrale, effettivamente, però insomma la salva. Qua è Branovacchi della Cormonese, giornataccia, però bravo a recuperare poi su questa conclusione e allontanare. Gori. Questa è quella che ho scelto io tra le due, del portiere del Gonars, perché salva il risultato, siamo nel secondo tempo, bella anche da vedere. C'era una bellissima parata decisiva di Pulvirenti della San Giorgina, mi è arrivato il video. Una grandissima parata, però, anche perché è arrivata al 95esimo. Sì, però davvero io devo specificare, vederle poi nei telefonini è una cosa, perché riesci un po', ti metti lì, la intuisci. Poi in TV facevo davvero fatica anche a farla percepire, perché era purtroppo una ripresa lontana. Però mi permetto di dire che probabilmente, forse a parte una parata, avrebbe vinto, Pulvirenti. Avrebbe vinto, no? Sì. Ma sai, veramente ogni tanto serve anche la ripresa fortunata, no? Per passare alla nomination. Quindi sono queste 3. Visi? Ragazzo della Cormonese. Cormonese. Catunar? Sì, anche per me. Il ragazzo del Gonars. Assolutamente. Zanner del Formiuli. No. Vabbè, no. Coach? Quello del Gonars. Ok, anche per me. Gonars. Quindi Santa Maria Gonars, gol. Ah no, Dimas è passato. No, passa Dimas, passa Gori del Gonars. Chiudiamo miglior giocatore. Parliamo di questa partita. Vediamo.
Dalla Serie C nazionale polacca con il Vichesta Cracovia alla Gemonese, Sasha Zivek è il giocatore che potrebbe togliere la squadra giallorossa dalle sabbie mobili della promozione. Lo sloveno, convinto dall'amico Skarabot ad accasarsi al Simonetti, ha giocato una partita davvero da copertina, mostrando tutte le sue qualità con il sedegliano. Vittoria fondamentale per i ragazzi di Mr. Masha in chiave salvezza. Tra dribbling e punizioni, Zivek lascia il segno e soprattutto fa sperare la Gemonese. Insomma, gran partita, poi Catunar, una vittoria importante per la Gemonese, no? Sì, stanno recuperando. Con te Ziver non ha fatto la differenza? Ma io quando gioca l'Unione Martignacco mi concentro più sui miei che non sugli avversari. Come giudichi il vostro campionato finora? Un po' altalenante, ma purtroppo è talmente competitivo, con una tensione costante, che poi è una squadra comunque giovane. Noi col Pordenone abbiamo fatto una partitona, ci siamo esaltati, abbiamo detto qua facciamo il botto quest'anno, perché abbiamo perso ma immeritatamente, li abbiamo messi là e veramente avremmo meritato non il pareggio ma la vittoria. Da quella partita lì ci siamo forse un po' specchiati un po' troppo e abbiamo un po', come dire, perso qualche sicurezza. Però adesso siamo in ripresa, insomma, abbiamo fatto 2 partite consecutive, abbiamo fatto 4 punti. Avresti voglia di playoff come prospettiva o prima? Massimo, stiamo parlando di 6 posti liberi. Sì. No? Perché il Pordenone fa storia a sé. Se vai ai playoff ti salvi. Sì. Se ai playoff ti salvi. Ma è così, lo so, dai. Sì. In questo campionato poi si sta un attimo a fare altri pensieri. Certo è che dietro stavano andando lente, però in queste ultime 2 settimane, sia nel girone A che nel girone B, qualche segnale è arrivato. Ecco, la Gemonese dà un segnale perché questo è un giocatore importante. Non so se lo conoscevate, le immagini parlano chiaro. Coach, tu sapevi qualcosa? No, non lo conoscevo, ma vedendo le immagini veramente è un prospetto molto molto interessante. Bel curriculum, quindi poi si potrebbe aprire una parentesi di un territorio, ne ha parlato qua Pretto quando è venuto ospite. A me vedere Gemona che deve andare in Slovenia a recuperare giocatori, qua si potrebbe aprire un altro tipo di discorso. Però intanto quello è, qualità ce n'è, e secondo me quando hai un giocatore così, se è continuo, le cose cambiano. Però vi devo chiedere se mi tenete la nomination, perché siamo in chiusura, devo leggere 2 messaggi e anche mostrarvi gli MVP di novembre che andranno... Sì. Me lo passi sì o no? Va bene, lo passo. Me lo passa. Fornasere? No. Chiaro, vai. Chi? No. Chi? Io ti dico un giocatore italiano, ma non perché Zivek è sloveno, è una battuta. Settimana da incorniciare, 3 gol in campionato, passaggio del turno in Coppa, andato in finale, doppietta anche domenica, fa l'attaccante, no, fa il difensore, Nicola Tonizzo del Codroipo. Vabbè, mi mette in difficoltà, bel nome, Coach? No, io... Tieni lui? Tengo lui perché voto contro a Simone. A Simone. Allora, mi dispiace Simone, però 2 che sono con me restano. Non vale più doppio il mio. Però era un bel nome. A proposito, giovedì saremo a Codroipo, ore 20, con i migliori di novembre. Facciamo un veloce riepilogo con le immagini, con questa grafica, a parte gol e parate, ovviamente ci sono anche loro, ma le 3 grandi categorie. Miglior squadra in gioco: Fulgor, Union Pasiano, Cras e Aviano per la miglior squadra di novembre. Giovedì le decisioni al Nord Hotel di Codroipo alle ore 20 per la miglior squadra in assoluto del mese, uscita dalle nostre discussioni in studio. E poi abbiamo il miglior giocatore e il miglior allenatore che concorreranno per questo titolo di MVP. Si è bloccata? Mi aiutate? O abbiamo perso la grafica? Abbiamo visto la squadra, abbiamo miglior giocatore, ecco qua, abbiamo miglior allenatore, tra cui c'è anche Visintin, Juventina, c'è Sandrini della Progorizia, Colavizza della Serenissima, Russo,
dell'LME. E derby già giovedì. E derby giovedì, si comincia. Miglior giocatore Specogna Forumiuli, Sistiani Carola Ponziana, tutti e due tripletta, Cabine Teor, Venaruzzo San Vitese. Appuntamento giovedì alle 20. Chiudo con i vostri messaggi. Benedetti Michael, da tenere in considerazione, Union Pasiano, mi segnalano. Cercheremo di informarci. Ringrazio per i complimenti, ci dicono parlate anche di più di prima categoria. Ovviamente stasera abbiamo toccato dei temi che sono generali, che possono interessare a tutte le categorie. Come vedete, quando possiamo, con i gol, con le parate, con le nostre rubriche e le nomination, cerchiamo di andare in tutte le categorie. E il grande Jimbo c'è scritto occhio ai 4 gol di Luca Beltrame, serenissima. Ha vinto 6-2, infatti. Jimbo, tu anche da casa mi metti, ormai è andata, cioè, però bravo, ce lo ricordi, Luca Beltrame, serenissimo, 4 gol. Okay. Qua coach, per te, da quando sei stato nominato direttore organizzativo, la squadra ha sempre vinto, sarà un caso? Era operativo. No, a parte le battute, ci scrivono sicuramente merito degli allenatori e giocatori, ma l'idea di mettere un ruolo dirigenziale importante, uno che ha i colori bianco-azzurri nel cuore e nella pelle, è più che stimolante per tutti. Se poi si chiama Enrico Cocceani, ancora meglio. Complimenti anche alla società per questa scelta. Beh, un bel messaggio, è vero. Insomma, comunque tu hai scelto di fare un ruolo in una società per te importante, quindi lo ringrazio. È un segnale importante. E qua c'è il bomber Belindo Guriup, conosci? Sì, Bomberone Guriup. Non so se è suo il messaggio, perché è scritto coach torna in panca, che è il chiosco che pensa il bomber Bellino Goriu. Sì, va bene, sai tu. Povero Sandrini ha 25 e lo vuole far fuori. Invece sul tema che abbiamo affrontato stasera, per quanto riguarda le squalifiche, siamo dilettanti. Qui ormai tutti pensano di essere dei professionisti, vale per arbitri, società, allenatori. E poi che no, questo per quanto riguarda gli allenatori anche. Poi che progetto parliamo per le società se a fine stagione i tesserati sono quasi tutti svincolati? Insomma, è intervenuto sul un tema che noi abbiamo trattato, che riguardava anche il lavoro nelle società. Miglior squadra hai deciso Gorizia allora? Basta. Miglior squadra Gorizia, abbiamo tutte le nomination, abbiamo letto qualche messaggio che è arrivato da casa, abbiamo affrontato tanti argomenti, spero vi siate divertiti. Io ringrazio Daniele Visintin, ringrazio il presidente Daniele Cattunar, Enrico Cocceani, grazie coach, buon lavoro a Gorizia, buon derby, grazie Simone Fornasiere, grazie Nicola Paolini. Massimo. Visto che stasera abbiamo parlato di allenatori, vi lascio con la chiacchierata che ho fatto con Attilio Tesser. La prossima settimana invece vi proporremo la chiacchierata con Eddie Reia, quindi chiudiamo sempre la nostra trasmissione con bellissime interviste, con personaggi belli da ascoltare, più che bellissime interviste, perché magari le domande non sono chissà che, ma gli interlocutori sono belli da ascoltare. Quindi vi lascio alla nostra clip finale con Tesser, grazie a Francesco Pietro in regia, buona serata. Chi meglio di Attilio Tesser ci può parlare della figura dell'allenatore, no? Allora io mi chiedo questa sera, che siamo riuniti con tanti mister del mondo dei dilettanti fino a mister Tesser e di Rea, che rappresentano il meglio a livello regionale del mondo professionistico, mi chiedo un po' se è cambiata questa figura dell'allenatore. È cambiato, si cresce, si matura, si cerca di non ripetere gli errori che magari in gioventù si fanno, ma io fondamentalmente penso di no. Non credo che ci siano delle situazioni in cui si può dire che l'allenatore ha cambiato il suo ruolo. È sempre un ruolo specifico, dipende cosa alleni, dipende se alleni i giovanili, dipende se alleni le prime squadre, dipende se alleni i dilettanti, dipende da tante situazioni, però non credo che siano dei cambiamenti. Cosa significa per te essere un allenatore? Di poter fare un lavoro che mi piace, che ho scelto, a differenza di tanta gente che va a lavorare, magari non fa quello che gli piace. Ed è un lavoro che però richiede, perlomeno come ho fatto da calciatore e da allenatore, mettere in pratica delle esperienze maturate e cercare di aiutare dei ragazzi che stanno crescendo a crescere bene nel miglior modo possibile. Poi c'è la responsabilità e questa la senti forte quando alleni le prime squadre, quando alleni
e hai queste responsabilità di avere una società che investe soldi, ma soprattutto una città, una comunità che vive su quella maglia e di far rendere al meglio questo, quindi di dare un valore importante a quello che fai. Non è una cosa superficiale, è un modo sul sociale importante, però alla fine come lavoro ho la fortuna di fare una cosa che me la sono scelta, come ho detto prima. Qual è la caratteristica principale di Attilio Tesser come allenatore? Ma lascio giudicare gli altri, io ho un pensiero che forse in queste ultime parole l'ho espresso. Io ho avuto la fortuna da bambino di fare calcio, quindi di entrare in questo mondo, un mondo che mi ha dato tanto, un mondo che mi ha fatto vedere nella gioventù delle cose meravigliose, mi ha fatto diventare un professionista, mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare un uomo. E quello che dicevo prima, ho cercato sempre di farlo nel miglior dei modi. Momento poi di smettere da calciatore, prendere le scarpe, come si dice, al chiodo, non è un passaggio semplice. Ho avuto la fortuna di trovare delle persone, un mio amico che oggi non c'è più, Umberto Nicoletto, che mi ha portato nel mondo dilettantistico e mi ha dato la fiducia di iniziare a fare l'allenatore. Quando lo fai nel mondo dilettantistico lo fai per la passione, lo fai con la voglia di provare a vedere come ti puoi trovare. Ci ho messo me stesso, ho avuto la fortuna di fare delle cose buone, forse anche al di là delle aspettative che magari mi sono trovato, ho fatto tutte le categorie. Nella consapevolezza però di quello che ti ho detto prima, quello che mi ha insegnato mio padre: lavora, impegnati, dai il massimo e fin dove arrivi va sempre bene, anche se non arrivi in alto va bene lo stesso. Non sono arrivato in altissimo, però poi questo lavoro mi piace perché ho a che fare con tanti ragazzi, non è semplice, perché basta pensare al ruolo dell'allenatore che ha 24-25 giocatori oggi e ne allena 11 che partono e tutti vogliono giocare, quindi devi gestire. E devi gestire delle risorse umane, sono dei ragazzi prima di essere calciatori, ed è lì che io cerco di sbagliare il meno possibile, poi si sbaglia. Poi c'è la parte tattica, va bene, ma quella la metto in secondo piano, quindi prima l'importanza di far capire, e io per primo, dove vai a allenare e che responsabilità che hai verso, come ho detto prima, la città, la maglia e la proprietà che investe anche lei su di te, creare un rapporto con i calciatori e poi mettere in campo nelle migliori condizioni e poter rendere. Da chi hai imparato di più? Ma guarda, penso che sia una situazione caratteriale. All'inizio, quando ho iniziato, pensavo chi mi ha dato, chi ho avuto, e da tutti si cerca di prendere un po'. Ho avuto allenatori che mi hanno lasciato qualcosina dentro, dire di più o meno di uno no, non me la sento sinceramente, non penso che sia corretto, perché poi alla fine viene fuori il tuo modo di essere. Senti mister, è cambiato il modo di rapportarsi con i giocatori in questi anni? Si dice sia più difficile? Avete dovuto cambiare qualcosa anche voi allenatori oppure ti senti di dire che sei sempre lo stesso? No, io interpreto sempre alla stessa maniera. Il calciatore magari, non dico tutti, ma tanti cambiano, perché quello che dicevo prima, nelle linee 24-25 tutti vorrebbero giocare. Se non gioca magari hanno i procuratori che vengono a spingere, o in società, da me pochi o quasi nulla sinceramente, perché non c'è terreno in quello, e quindi il modo di rapportarsi personale mio non è cambiato, vado avanti su quello che penso che sia la cosa migliore da fare, instaurare un rapporto se si riesce, il miglior modo possibile anche con chi non riesce a instaurare un buon feeling fin dall'inizio, perché io ho un dovere di far andare al meglio le risorse che la società mi mette a disposizione, però quei ragazzi, ripeto, se non quelle cose di esperienza che maturi come sono partito dal Sevegliano dei dilettanti in su, è chiaro che anche con l'età tua vai a maturare e instauri un rapporto diverso, ma il fondo non è diverso. Quando allenavo i dilettanti, mi ricordo il primo abbraccio, il primo giocatore che ho trovato di quella squadra, che era il Sevegliano appunto in quarta serie, era Roberto Bozzon, che giocava nelle giovanili, io quando ero calciatore e lui anche nelle giovanili, però è un abbraccio, arrivare in sintonia con il giocatore. Bene, oggi lo faccio ancora con quelli di oggi, quindi
ho cercato di non cambiare io, poi è chiaro che, ripeto, si cerca di sbagliare il meno possibile. 2 settimane fa eri a Pordenone ad abbracciare i neroverdi e poi ti abbiamo ritrovato sulla panchina della Triestina, no? Quindi 2 città che per te hanno un significato. Mi dici come hai vissuto queste ultime 2 settimane a livello personale? Beh, sono delle robe completamente diverse chiaramente. A Pordenone era una festa organizzata dal nuovo ciclo dei dirigenti del Pordenone, c'era un derby in promozione, quindi hanno approfittato per chiamare tante persone di tutti i tempi del calcio Pordenone per fare una festa. Ero a casa e quindi sono andato volentieri. È innegabile che insomma, uno degli abbracci più importanti è stato per te. No, stavo per dire questo e mi ha fatto molto piacere, caloroso applauso e l'attaccamento che ho avuto dai tifosi del Pordenone. Chiaramente mi ha fatto piacere e del resto lì ho passato 3 anni, come hai detto tu, una promozione, un 4º posto in Serie B e abbiamo fatto una semifinale per andare in Serie A, quindi è stato un qualcosa di importante. A Trieste invece è un discorso di ripresa, dopo aver lasciato lo scorso anno, di trovare una squadra che è in difficoltà. E ho dato la disponibilità anche qui perché dove sei stato bene, che ti vogliono bene, ci torno volentieri. Se posso dare un mio contributo e voglio darlo, lo do con il cuore vero, perché quando si sta bene senti, percepisci che ti vogliono bene, è giusto fare così, perlomeno questa è stata la mia scelta. E adesso siamo partiti ieri con un punto, sappiamo che è una strada difficile, però sono certo che spero che con i ragazzi diano la dimostrazione come ieri di carattere, di attaccamento alla maglia, e riconquisteremo i nostri tifosi e con loro andremo sicuramente pur sudando a prenderci quello che oggi è l'obiettivo della salvezza. Allora, perché noi possiamo dire che Attilio Tesser come allenatore non è cambiato. No, lo stesso mister, con la stessa voglia. Ma guarda, la motivazione è la cosa che mi porta a fare scelte e quindi qualunque sia, la vado a farla veramente, cerco, poi con le mie capacità, perché non sono mica nulla, cerco di dare il meglio a me, con i miei collaboratori, cerchiamo di impegnarci per fare le cose fatte per bene, poi si spera di riuscire, perché tutti lavorano per fare le cose bene, non conosco un collega che non lavori per fare le cose fatte bene, perché il nostro è interesse. Io guardo me stesso e ripeto quello che ho detto durante la trasmissione, chiudo su questo. Vengo dove mio papà da tanti anni non c'è più, ma mi ha insegnato una cosa: essere una persona seria, di impegnarti fin dove arrivi non importa, e quindi di dare al massimo quello che hai dentro. Quando faccio questo sono a posto con la coscienza e vado su questi valori, per me i valori hanno un'importanza.